Amici di Directa Sport, siamo a Sassari, benvenuti al Val di Sanna. Da qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Andrea Farris si apprestano a raccontarvi Torres Azalea e la 17ª giornata del campionato di Serie B, girone B di calcio femminile. A raggiungere la via del gol con costanza. A questo si aspetta il fischio di Petrov che arriva in questo momento. Il destro di Ledda, corpo troppo all'indietro, spera che non impensierisce minimamente l'estremo difensore delle Azalee. Conclusione con il collo, il pallone a scendere e va a colpire il sostegno della porta difesa da Griffiths. Calcio di punizione ben battuto e ben calciato da Silvia Crestan. Tre quarti, De Luca va via secco, accongia a sinistro di De Luca, è il primo intervento di Beth Griffiths, il primo squillo di Valentina De Luca, arriva al 26esimo minuto. Ma De Luca si trova davanti a Griffiths e la batte col sinistro, Azalea in vantaggio, 29esimo minuto del primo tempo, 13esimo gol in campionato per Valentina De Luca che si conferma cecchino infallibile. Torniamo a Sassari, torniamo al Val di Sanna perché la Torres ha recuperato il pallone all'interno dell'area di rigore, arriva la prima conclusione pericolosa per la formazione rossoblù, il mancino di Maria Grazia Ladu che non si abbassa a sufficienza. Ancora il bomber di Sarule, guadagna l'area di rigore, Ladu, il destro, viene deviato in corner, si scuote la Torres, la scossa arriva da Ladu. Andrà Domi dalla bandierina, nell'area di rigore ci sono Coco Farris, Grassino, Ladu, Razzu. Mancano 4 rosso-blu, a guardia della sola De Luca. Palla che danza all'interno dei 16 metri, poi Farris viene agganciata nell'area di rigore. Arriva il fischio di Petrov, calcio di rigore per la Torres. Parte Ledda, sbaglia il calcio di rigore clamorosamente, ha cercato l'incrocio dei pali. E serve sull'auto di sinistra Cassattaro, lato corto dell'area di rigore, va via Razzu, cerca il cross col mancino, cercare la stessa De Luca, la volée col sinistro, poi la parata di Griffiths, palla che rimane all'interno dell'area piccola. Fondo, le Azalea effettua una copertura preventiva, allora Ledda deve buttare palla nell'area di rigore, si cerca la testa di Grassino che forse spinge, riesce Notella, palla che rimane lì e la calcia alle stelle, colpendo questo pallone con il corpo troppo all'indietro. Torres pericolosa su palla inattiva, 12 minuti. Congia, il tentativo di cross con il destro, il colpo di testa, Griffiths va sulla traversa, palla che rimane lì e le Azalee sfiorano il gol del 2-0 con Manuela Seghetto. Calcio di punizione per la Torres all'interno del cerchio di centrocampo, si appresta a riprendere il gioco Razzu col destro, mette palla nell'area di rigore, c'è taglio di Ladu, colpo di testa di Ladu e palla che termina di pochissimo al lato della porta di Rotella. Un cross in mezzo a cercare la testa del numero 4 Sara Fransato che rotonda il punteggio, hanno segnato le Azalee, ha segnato Sara Fransato, 93esimo minuto, Torres 0, Azalee 2. Arrivano ora i 3 fischi di Sebastian Petrov di Roma 1, finisce al Val di Sanna, Torres 0, Azalee 2,